Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, mercoledì 26 marzo. Oggi eravamo stanchi della neve e abbiamo cercato di fare un'escursione che non ci portasse nella neve e comunque ci siamo arrivati lo stesso. Il limite della neve è a 1800 metri e così, dove siamo arrivati abbiamo trovato giusto la neve. Dove siamo, Fabio? Dario, oggi siamo saliti sul balcone dello Schiara, precisamente al ZIMON de Terne, a quota 1800 metri, ecco. Una bella escursione, partenza dalle case Bortot, qua giù 4-5 chilometri. Tutti in piedi? Tutti in piedi, sì, tutti in piedi perché sì. Abbiamo fatto un po' più di 1000 metri di dislivello, ma abbiamo trovato una giornata spettacolare che le immagini parlano da sole. Parlano da sole. Adesso si è aperto un po' il meteo, prima c'erano diverse nuvole, addirittura c'è stata una brevissima nevicata, meteo stranissimo, comunque la giornata è calda, l'escursione è semplice, bella panoramica, ricca di soddisfazione. Dietro ci sono montagne e visuali bellissimi sulla Schiara e su Monte Serva, addirittura i Monti del Sole, le Palle di San Martino, le Dolomiti a Gordine, il Pizzocco, la Valle del Piave, addirittura il Monte Grappa si vede. Addirittura in lontananza il Monte Grappa, proprio con il Tomatico davanti da questa parte, e poi il lago di Santa Croce, Dario. Il lago di Santa Croce da quell'altra parte, i monti dell'Alpago, davvero un panorama straordinario da questo balcone. Allora ragazzi, vi auguriamo un buon cammino di vita, una buona montagna. Da una bella giornata infrasettimanale, da Dario e da Fabio, buongiorno a tutti. E alla prossima, ciao cari. Ciao. Ciao.